Stanno crescendo bene questi piccoli di cinciallegra, protetti dal luogo singolare scelto dalla mamma per fare il nido, ovvero all'interno di un'arnia. Ad accorgersi di questo evento più unico che raro, Davide Feletti, che sta dedicando la sua vita all'apicoltura, portando costantemente in giro per tutto il Veneto le sue numerose casette. E su una di queste, in casa di Valerio Nadal, sulla piana della Sinistra Piave tra Tezze e Santa Lucia, l'altro giorno ha fatto questa singolare scoperta. Aprendo il coperchio mi sono accorto della presenza di questo nido e della presenza anche della mamma dell'uccello che stava covando le uova, 7 uova, e le stava appunto proteggendo e covando. Ma come ha fatto a entrare nell'alveare? Dal portichetto d'ingresso lei ha trovato la fessura. Ma le api non l'hanno attaccata? Di solito le api, se tu entri nel loro alveare, ti attaccano. Evidentemente la natura ha sempre qualcosa da insegnarci e da stupirci. Di solito non permettono l'ingresso di animali estranei. In questo caso hanno deciso che questo povero uccellino aveva la possibilità di entrare e di nidificare all'interno. La cosa simpatica è che effettivamente mantengono una temperatura costante di 36 gradi nell'arnia, e quindi l'uccellino ha avuto modo anche di avere un aiuto nel riscaldamento di queste uova in questo periodo dell'anno veramente altalenante dal punto di vista climatico, dove siamo passati da temperature di 29-30 gradi a temperature vicine allo zero. Ma quello che deve farci riflettere, sottolinea Davide, è che la cinciallegra per le api non è solo un uccellino. Le cinciallegre sono insettivori, per cui si nutrono anche di api. In questo caso le api avrebbero a maggior ragione la necessità di tenerle lontane, se non altro. Evidentemente quest'anno particolare ha fatto sì che loro possano anche convivere da questo punto di vista. Le api avranno deciso che una piccola parte delle loro larve potevano essere sacrificate per alimentare questi piccoli uccellini. Quindi accettare di proteggere, far crescere un nemico in arnia, conclude Davide, non è solo un gesto di coraggio per queste api, ma è soprattutto amore per la vita altrui. Loro sono riusciti a farlo, noi esseri umani a volte abbiamo qualche difficoltà nel riuscire a gestire questa cosa anche tra di noi.